Bentrovati amici, siamo sul corso in compagnia della signora Rina e del signor Gianni. Grazie per esservi fermati con noi. Proviamo a leggere questo detto. Molto bello. El vi le latte i veci. Beh, non riguarda voi che siete ancora quasi, no, astemi, adolescenti ancora, giovincelli. Però che significa secondo lei? Dunque, il vi le latte... Cioè vabbè, che il vino è una bevanda dei vecchi. E lei proprio astemi? Dei bimbi. Ah, no, bevo qualcosina. Ah, qualcosina ogni tanto sì. Pranzo, cena. E lei signora beve ogni tanto? Assolutamente no. Come me, beviamo acqua. Te no. Va bene, grazie, tra poco iniziamo. Centro anch'io, centro anch'io. Siamo pronti per partire ufficialmente con questa nuova puntata. Prima, come sempre, vi raccontiamo un'opera. Questa verrà collocata nella terza sala della Pinacoteca ed è una bellissima adorazione del bambino della bottega di San Marco. Protagonista di oggi è la tavola con l'adorazione del bambino, realizzata dalla bottega di San Marco, attiva a Firenze all'inizio del Cinquecento e formata dai due celebri pittori Fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli. La scena, ambientata all'aperto, mostra le figure monumentali della Sacra Famiglia. La Vergine e San Giuseppe sono seduti sul prato, assorti nella contemplazione del bambino. A destra, sullo sfondo, compare la figuretta di Giovanni Battista, mentre alle sue spalle 3 uomini si affaccendano sulle impalcature di edifici diroccati. Una composizione del tutto analoga, opera di Fra Bartolomeo, è conservata alla National Gallery di Londra e fece probabilmente da modello per la versione bresciana. Il dipinto è stato restaurato nel 2014. E adesso tutti in osteria, perché? Perché il vi l'è là dei veci. Il vino è là dei vecchi. Non è ancora il suo momento, lei non beve vino. Sì, Non è un vecchio. po' lo beviamo anche perché sono presidente di una cooperativa vitivinicola di Cellatica e Gussaro in Franciacorta, di conseguenza lo bevo senz'altro il vino, ecco. Però non è ancora il latte dei vecchi per lei. Almeno là dei vecchi per adesso, pensi proprio di noi, spero che riesca, da che a 1000 anni, ecco, per adesso insomma si difende. Carmen Camilla, per questo momento di celebrità televisiva cosa facciamo? Carmen o Camilla? Carmen Carmen. è il mio nome. E la munosore bella Carmen. Di Bizet. Carmen di Potenza. Sì, Che fa Brescia Carmen? ma che da 20 anni sono qua, ma io amavo Piazza Mario Pagano, dove mi conoscevano tutti e dove amavo tutti i giovani, perché ero una che guidava i bambini a cantare, infatti anche a Risa io la conoscevo da piccola. El vi le e lat dei veci. Che significa io vedo il latte dei vecchi, cioè com'è? All'inizio il latte dei vecchi? Dove lo vede? El vi le là dei vecchi. Lei Raffaele ogni tanto si concede il calicino? Certo, Con chi? ma con chi? In compagnia, da solo? Familiare a casa. Fuori è difficile che bevo. A parte il fatto che non si può bere. Oggigiorno, che come fetta aperta, guidare la macchina, vai fuori subito. Ma lei va a piedi? A piedi. Certo a piedi, ma mi fermo e bevo il vino, bevo la birra, bevo qualcosa, poi con la macchina, che poi chi? È ex poliziotto locale, dà le regole giuste. Non posso bere. Bravo. Innamorato del caffè Corretti, per esempio. Può mia bere il caffè corretto? C'è la correzione. Non la può bere perché andando fuori. Ma Mauro, lei da quanto tempo sta in pensione? Non ancora in pensione io. Lavora? Quella certo. Che fa? Controllo Dio, che controlla? quelli che lavorano. È il V, caro Mauro, dicono che è là dei veci. Il vino è là dei veci. Lei è uno che ogni tanto... No, non bevo io il vino, sono astemio. certo. Non bevo vino. Beh, non è neanche vecchio però. Non sono neanche vecchio. Per esempio bevo il latte. Dov'è? Bevo il latte. Beve il latte. Per cui non è il vino. Ma lei non è neanche vecchio però. Non è? Lei non è neanche vecchio. No.
Dai, alla fine è una scusa per le persone anziane per concedersi il calicino. È il vino, il latte dei veci. È, come dire, una bevanda indispensabile per le persone anziane. Boh, va bene, grazie, alla prossima.